ragazzi, ben ritrovati nel primo video di giornata. In questo video andremo a vedere i marcatori di Champions League e gli assistment di Champions League. Andremo a fare una vera e propria classifica. I marcatori andranno da 1 a 9 classificati, invece gli assessment andranno da 1 a 10 giocatori. Partiamo innanzitutto dai marcatori, cioè quei giocatori che secondo me faranno più gol. Allora avremo Mbappé, che secondo me in tutta l'andata della Real farà 10 gol, attualmente a quota 5. Poi ci sta Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, che cercherà di arrivare a 10 gol ma non ci riuscirà. Secondo me andrà tra gli 8 e i 9 gol. Poi secondo me ci sarà Haaland che farà tra i 10 e i 15 gol. Poi ci sarà Lautaro che farà tra i 6 e gli 8 gol. Poi ci sarà Haaland che farà tra gli 8 e i 10. Poi ci sarà Rashford che farà tra i 5 e i 6 gol. Poi ci sarà Julian Alvarez dell'Atletico Madrid che farà tra i 7 e i 9 gol. Pure lui, come Harry Kane, cercherà di arrivare ai 10 ma non ci riuscirà. Poi abbiamo Victor Osimhen, attuale attaccante del Galatasaray, che farà tra i 4 e i 6 gol. E poi ci sarà Lamine Yamal che farà tra i 2 e i 4 gol. Poi secondo me tutti questi attaccanti sono, diciamo, le statistiche parlano chiaro, sono tutti quegli attaccanti che potranno fare anche più di 10 gol, a prescindere dalle statistiche e dai pronostici che vi ho fatto. Vabbè, passiamo agli assist man, cioè quelli là che faranno più assist secondo me. Allora, abbiamo Olise, centrocampista del Bayern Monaco, che secondo me farà tra gli 8 e i 12 gol, tra gli 8 e i 12 assist, scusatemi. Poi avremo Çalhanoğlu, centrocampista dell'Inter, che farà tra i 10 e 11 assist. Poi abbiamo Julian Alvarez che farà tra i 3 e i 4 assist. Poi abbiamo De Bruyne che farà tra i 10 e i 15 assist. Centrocampista fortissimo, uno dei 3 centrocampisti più forti al mondo. Secondo me dopo Modric e Toni Kroos. Poi ci sta Karim Adeyemi che farà tra i 5 e 6 gol. Karim Adeyemi, se vi ricordate, a gennaio scorso doveva doveva venire a Napoli, però la volontà del giocatore ha inciso e anche la volontà del club che hanno detto di no a Napoli. E non si è concretizzato il trasferimento, che poi a fine calciomercato il Napoli andrà a prendere Noah Okafor in prestito dal Milan. Vabbè, ritorniamo agli assist man. Poi ci sarà Gurassi, centrocampista se non sbaglio del Borussia Dortmund, che farà tra i 4 e i 6 assist, magari anche alla pari di Karim Adeyemi. Poi ci sarà Nuno Mendes che farà tra i terzino del Bayern Monaco, che farà secondo me tra i 3 e i 6 assist. Poi ci sarà Phil Foden ala esterno offensivo del Manchester City, del club di Guardiola, che farà tra i 3 e i 5 assist. Poi ci sarà Arda Güler, dipende tutto diciamo dal tempo di gioco che avrà in Champions, e ho pensato, ho fatto una previsione che non avrà tutti questi minuti di gioco, magari farà una partita sì e 3 no. E quindi ho pronosticato 3 assist, dai 3 ai 4 assist. Poi ci sarà Lamine Yamal che farà
tra i 4 e i 6 assist. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, lasciate un commento, un'iscrizione e un bel like.